Buon pomeriggio, ritorniamo con la nostra preview e siamo alla vigilia, immediata vigilia della partita del Catania contro l'Avellino che Telecolor, lo ricordiamo, trasmetterà in diretta live, in diretta in chiaro. Ne parleremo ovviamente durante la nostra trasmissione con i nostri ospiti, a partire da Carlo Breve. Ciao Carlo. Ciao Marco e buonasera a tutti. E poi con Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ovviamente attendiamo tanti messaggi anche da parte vostra e vi risponderemo noi, ma in prima battuta vi risponderà la nostra Anna. Ciao Anna. Buonasera Marco, appunto io ricordo a chi ci sta seguendo che ci sarà spazio durante la puntata per leggere i vostri messaggi, quindi scriveteci al 342 77 12 855. E adesso io tornerò da te Anna perché facciamo il punto anche sul programma della giornata, perché è vero c'è un Avellino Catania che è ovviamente il big match di questo turno, ma ci sono tutte le partite in programma da andare a vedere proprio insieme a te Anna, e poi ci ricorderai anche quella che è la nuova classifica anche alla luce delle penalizzazioni di ieri. Eccoci arrivati alla 16ª giornata di campionato. La prima partita si giocherà fra pochissimo alle 16 con Picerno Altamura. Sabato 23 novembre alle 15 3 partite: Avellino Catania, Taranto Benevento, Trapani Latina. Alle 17:30 Casertana Giuliano e Potenza Monopoli. Domenica 24 novembre alle 12:30 Crotone Juventus Next Gen, alle 15 Messina Sorrento, alle 17:30 Cerignola Cavese Turris Foggia. Passiamo subito alla classifica. In testa alla classifica con 30 punti Benevento, segue Cerignola 26, Monopoli Potenza 25, Avellino 24, Catania Giuliano 23, Picerno Crotone 22, Trapani Sorrento 21, Cavese 20, Altamura 19, Casertana 15, Foggia Latina 14, Messina 13, Turris 10 punti meno 5 punti di penalizzazione, Juventus Next Gen 7, Taranto 3 punti meno 10 punti di penalizzazione. Grazie Anna, ci ritroviamo fra pochissimo. Io chiedo alla regia di tornare un attimo sulla classifica, perché appunto abbiamo detto le penalizzazioni che arrivano dalle decisioni della Federcalcio di ieri, sempre per mancato pagamento di ritenute IRPEF e contributi INPS relativi alle mensilità di luglio e di agosto. Le penalizzazioni ulteriori per Turris e Taranto, 4 punti e 6 punti per una classifica ridisegnata. La domanda che faccio agli ospiti studio, partendo da Carlo, è: si discute tanto la Juventus Next Gen, ad esempio penultima in classifica, no? Di queste seconde squadre che tolgono spazio perché il vero calcio è un altro, però poi ci ritroviamo spesso e volentieri con società in difficoltà economiche. Il calcio ormai è un'industria, le industrie devono saper camminare sotto tutti i profili, ecco, e quindi diventa difficile saperle gestire e ci sono delle realtà che si trovano con l'acqua alla gola. Dispiace tanto vedere queste grandi realtà come sicuramente è Taranto ad esempio, certo. E come le altre che annaspano. Dove il Catania andrà fra pochissimo in casa del Taranto. È una grande mazzata a livello psicologico per l'attuale staff e squadre, ecco, avere tutti questi punti di penalità. È una situazione difficile, no Ermanno, anche sotto questo punto di vista? Difficile, ma principalmente qui c'è da in qualche modo accusare un po' le società che non fanno una buona programmazione sia diciamo di organico sia per quanto riguarda la parte finanziaria, e soprattutto servirebbe in terza lega, quindi in Serie C, una mano maggiore da parte della federazione, quindi della FIGC in questo caso, come fa per esempio benissimo come si usa benissimo in Inghilterra, quando aiutano diciamo, le squadre di terza e quarta serie e li aiutano nei momenti di difficoltà. Quindi ci sarebbe una mano sia da parte della FIGC e soprattutto la mano protesa da parte delle società per farsi aiutare. È vero, è un quesito questo molto difficile da risolvere su come fare in modo che le squadre professionistiche, soprattutto in Serie C, possano sostentarsi. Io vi faccio vedere le immagini di ieri dell'allenamento a porte aperte del Catania. C'erano 300 tifosi rossazzurri al Massimino dalle pagine social della squadra rossazzurra. Vediamo anche Faggiano con Grella in
in panchina per dirvi che insomma, Toscano, a parte aver tratto giovamento tutta la squadra chiaramente dalla presenza del pubblico, che non ci sarà invece da Avellino perché la trasferta, lo ricordiamo, è vietata, perde altri giocatori o almeno non riuscirà a recuperarli certamente appieno. Stiamo parlando di Gega e di Guglielmotti, recupera invece Luperini, non ci sarà anche Lunetta, per cui tante assenze per il Catania, di cui discuteremo durante la trasmissione. Intanto queste sono le immagini appunto di ieri, l'apertura al pubblico per la seduta dei rossazzurri, che oggi invece sono in partenza per Avellino per la partita che, lo ricordo, si disputerà, come Carlo Breve sa benissimo perché ci sarà, domani alle 3, e mentre invece noi incominciamo alle 14 con la diretta un'ora prima su Telecolor per raccontarvi tutto il pre-partita. Allora, visto che abbiamo parlato del Catania, io andrei a sentire Toscano, perché oggi ha parlato l'allenatore del Catania, essendo ovviamente la vigilia. Vi facciamo sentire che cosa ha detto sull'Avellino, ma anche su quelle che devono essere le componenti giuste del Catania per affrontare questa ulteriore parte di stagione. Un mantra che ripete spesso e che ha ripetuto anche oggi. Dobbiamo continuare con quell'atteggiamento di venerdì, di intensità, di concentrazione, a prescindere dall'avversario, che è un avversario di grande livello, forse l'avversario che ha più frecce nel proprio arco delle squadre che vogliono fare un campionato da protagonisti. Devi continuare su quella strada, perché poi ci sono dei momenti dei campionati dove, come quello che abbiamo attraversato noi, dove capisci dove migliorare, dove insistere, dove continuare il tuo percorso di crescita e di costruzione della squadra. Quindi insistere su quell'atteggiamento, su quella concentrazione, quell'intensità di venerdì contro il Trapani. Sappiamo, l'abbiamo studiato bene l'Avellino, quali sono i suoi punti di forza. Hanno anche loro dei punti deboli e noi dobbiamo essere bravi a esaltare i nostri punti di forza e a limitare i loro punti di forza. Nel momento in cui loro non hanno il loro equilibrio in gara, che probabilmente vorranno portare più uomini offensivi nella nostra metà campo, quello è il momento dove loro potranno lasciare degli spazi e dei momenti da approfittare. La testa poi è quello che muove tutto, e in questo momento ho rivisto, soprattutto nella gara di venerdì, quella concentrazione e determinazione che serve alle grandi squadre. Allora, voglio ritornare sugli ultimi due concetti. Intanto, se venerdì si è rivista, Carlo, quella determinazione delle grandi squadre, che il Catania è una grande squadra. Sì, infatti, più che l'aspetto tattico e la possibilità che Catania possa sfruttare i pochi equilibri dell'Avellino, ci credo poco, perché anche a Crotone, poteva essere così, con un sistema di gioco quasi simile, una squadra con tanta potenzialità offensiva, giocavano con 4 attaccanti il Crotone. Il Catania era partito bene, poi ha preso gol. Secondo me è la testa, così come ha detto mister Toscano, è proprio la testa che muove tutto e cambia la performance di una squadra, l'aspetto mentale, la testa, come ti approccia alla gara e come reagisci ai momenti negativi che ci sono dentro la partita. Sotto l'aspetto tattico, Ermanno, però ci può stare questa cosa che dice Toscano, cioè di questo Avellino che può occupare gli spazi più vicini alla porta del Catania, e in quel momento magari il Catania approfittare. Sì, ci fa capire l'importanza, no, per Toscano della transizione, quindi andare in transizione positiva, di recuperare palle, riconquistare velocemente campo in avanti. Sicuramente avranno analizzato, ne sono più che sicuro, sotto tutti gli aspetti, sotto i minimi dettagli, l'Avellino, che libera tanto campo, soprattutto quando invade centralmente, lo vedremo successivamente, portando tanti uomini nella tre quarti, negli ultimi 20 metri del campo, e sale spesso uno dei due terzini, se non tutti e due i terzini, Liotti o Frascatore, quindi salgono spesso, e questo può liberare tanto spazio per la ripartenza e per il contropiede in questo caso del Catania. Voglio tornare da Anna per capire se ci sono messaggi, immagino sicuramente di sì, e magari domande anche
per i nostri ospiti. Sì Marco, partiamo subito con una domanda per i nostri ospiti. Ci scrivono: buongiorno, sono certo che con Di Tacchio e Sturaro saremmo stati ancora più vicini alla vetta, ma domani sarà un grande test perché ad Avellino è sempre stata durissima. Secondo voi può essere la partita del risveglio delle altre punte, D'Andrea, Montalto eccetera? E ancora Stefano Darragalna ci scrive: ciao, credo che ancora questa squadra non abbia trovato l'identità definitiva. Solo colpa degli infortuni o troppe rotazioni? Allora, questa la chiediamo a Carlo. Troppe rotazioni, solo colpa degli infortuni o troppe rotazioni? Perché le rotazioni sono frutto degli infortuni, dei tanti infortuni. Frutto degli È infortuni. chiaro che l'identità l'ha data ciclo dopo ciclo mister Toscano. All'inizio la squadra aveva una grossa identità con Sturaro e Di Tacchio in mezzo, poi si è creata un'altra identità perché questi non c'erano più con Verna come vertice basso e a turno Luperini e Carpani come mezze ali d'assalto. Adesso c'è una nuova identità con Jimenez. Verna e Jimenez in mezzo al campo. Sempre delle identità diverse, ma è stato gioco-forza. Dettate dalla situazione. Si possono sbloccare gli attaccanti del Catania? Bella domanda. E Romano dice: ma io faccio il tattico, non è che posso sapere, non ho la palla di vetro. Si possono sbloccare, ti dico, potrebbe essere una partita che può esaltare le caratteristiche di D'Andrea, perché come vedremo successivamente, lasciando tanto spazio nella zona centrale, permettono spesso le imbucate. D'Andrea è uno che sa entrare bene, come abbiamo visto a Foggia, all'interno dell'area avversaria, quindi potrebbe essere, diciamo, se lo augurano i tifosi del Catania, però potrebbe essere una partita per D'Andrea per farsi vedere, ecco, in qualche modo. Carlo Breve parlava prima dell'altra innovazione tattica di Jimenez, che innovazione non è ovviamente, perché Jimenez è stato preso anche per fare questo ruolo. Ne ha parlato anche Toscano oggi in conferenza stampa, andiamo a sentirlo proprio su questo punto. Sì, continuerà perché non è un esperimento. Sapevo che poteva ricoprire anche quel ruolo. Ha dato al reparto dinamicità, qualità, imprevedibilità. E deve continuare su questa strada. Io ho detto sempre che può fare ancora tanto di più, perché deve crederci in più nelle sue qualità, che non sono solo quelle tecniche, ma sono anche fisiche, sono mentali, sono agonistiche. Se riesce a alzare il livello in queste caratteristiche che ha, le sue prestazioni potrebbero alzarsi notevolmente. Che abbiamo sentito fare più volte a Toscano, anche quando Jimenez non era protagonista come lo è in quest'ultimo momento o lo è stato in qualche partita precedente con assist importanti, per cui è un giocatore da cui ci si aspetta veramente tanto, comunque, dovunque venga piazzato. In questo caso serve lì. Il ragazzo si adegua e lo fa volentieri, con spirito di sacrificio, con passione, con entusiasmo, perché noto questo nelle prestazioni di Jimenez. È chiaro che se tu mi chiedi, e questo è il suo ruolo, lo vedi in questa posizione di campo, lo faresti? No, lo vedo un po' più magari avanti. Lo vedrei un po' più avanti, però in questo momento c'è necessità di avere lui lì, e domenica ha fatto molto bene rispetto a qualche prestazione passata dove partiva da dietro facendo la mezzala e magari ha fatto un po' più di fatica. Domenica devo dirti che ha fatto bene con continuità, con spirito di sacrificio, si è messo a disposizione della squadra e vicino a Verna ha interpretato il ruolo. Proprio lui era quello che si abbassava più dei due. È vero. Verna magari veniva un po' più a supporto, lo fa con grande qualità, perché la qualità è il suo punto di forza, ma anche con spirito di sacrificio, e l'ha fatto bene. È un'interpretazione moderna, no, del calcio, cioè mettere davanti alla difesa. Un tempo si usavano, insomma, i mediani, quelli di rottura, fra virgolette, adesso invece si mette magari, o si sceglie qualche volta di mettere dei giocatori di qualità. Qua diciamo che è anche un po' un discorso obbligato, esatto, okay. Però come ha detto bene il mister, Jimenez si è fatto vedere molto bene in fase di costruzione, abbassandosi, prendendo tanto la palla, essendo da riferimento, diciamo, per le uscite del Catania, ma come vedremo poi successivamente nei tagli video del Catania, nelle
azioni principali Giménez funge da tre quarti, da invasore, quindi quella d'utilità tattica, quell'intelligenza di saper attaccare lo spazio con diciamo, il timing corretto, ci fa comprendere come il giocatore sia capace di poter giocare da interno, da tre quarti, da mezzala, da seconda punta. La cosa su cui preme Toscano è il discorso di atteggiamento mentale, perché effettivamente Giménez alle volte capita che sbaglia 2-3 appoggi, 2-3 passaggi e cala mentalmente, e questo diciamo è mancato. Ermanno, che da mezzala veniva meno coinvolto, Sì. qui Sì, invece sì, proprio sì, nel sì, vivo del gioco e stanno uscendo fuori, proprio la sua qualità sta uscendo fuori soprattutto in questa nuova posizione. Perché è un giocatore che comunque ha bisogno di toccare tanto il pallone, ce lo ricordiamo l'anno scorso a Bergamo, toccava 35-40 palloni ogni 90 minuti e ha bisogno di entrare, di essere parte del gioco. Quando si tira fuori dal gioco lì inizia ad abbassare anche la sua concentrazione nella parte difensiva. Chi è sempre nel vivo del gioco del Catania, lo è sempre stato da qualche stagione, insomma, a questa parte è Castellini, ne abbiamo parlato anche durante la nostra telecronaca, Carlo, dopo la partita contro il Trapani, perché è un giocatore che sa anche trascinare i compagni, no? Perché insomma non abbattersi dopo aver sbagliato il rigore non era facile, invece lui ha subito fatto capire di che pasta è fatto un capitano, insomma, senza tirar fuori. Ha fatto una delle più belle partite da quando lui è a Catania domenica. È stato sontuoso nell'atteggiamento, nel trascinare i compagni, nella resistenza quando c'era da soffrire, aveva di fronte insomma degli attaccanti veramente non di certo grandissimo di basso spessore, livello, ha fatto una gara sontuosa. E allora andiamo a vedere un po', come spesso facciamo con Ermanno, una lente di ingrandimento che riguarda proprio il difensore del Catania. Noi l'abbiamo chiamato, anche io in telecronaca ho detto attaccante, era un lapsus, ma in realtà è un giocatore che anche lì davanti si fa notare. Ermanno, che cosa ci dicono questi numeri? Che il Castellini è uno dei giocatori più mobili, diciamo, forse della Lega Pro, è un giocatore che si muove tanto, che spinge tanto in fase offensiva, ce lo fa vedere, diciamo, i tiri per 90 minuti, questa è sempre una media, tira almeno una volta, quasi una volta a partita, ed è un giocatore che nei calci d'angoli non si vede mai, quindi non salta, non colpisce quasi mai la palla di testa, e quindi è un giocatore che calcia di piede quasi una volta a partita. E spinge tanto, gioca tanto in verticale, vediamo infatti come il 65% dei passaggi siano in verticale per superare delle linee di passaggio, quindi è un giocatore che ricerca spesso o il vertice d'appoggio o la giocata in verticale sull'imbucata del movimento degli attaccanti. E soprattutto l'altro dato che mi piace evidenziare non è solo la parte offensiva, quindi la parte dei tiri, dell'XG o dei passaggi nella tre quarti, ma è quanto unisce le due fasi, no? La fase offensiva abbiamo visto che la sa fare molto bene, ma non abbassa mai l'attenzione e la concentrazione sulla parte difensiva. 67% dei duelli difensivi vinti ci fanno comprendere come il giocatore sia sempre sul pezzo. È vero, c'è da dire che è un 2003 e a volte pecca su delle piccole errori di inesperienza, si deconcentra, diciamo quasi si spegne dal gioco. Capita alle volte che fa infatti degli errori anche di marcatura abbastanza importanti, l'abbiamo analizzato qualche settimana fa, però c'è da dire che comunque sta crescendo tantissimo e con Toscano sta dimostrando di essere pure un vero leader. Facciamo vedere anche la mappa delle posizioni in campo, dell'occupazione dello spazio da parte di Castellini. Vedrete appunto da questa, ecco, lo vedete proprio in questo momento, come Castellini, ovviamente interpretando il ruolo sia nella parte sinistra della difesa che dalla parte destra, comunque tiene anche un grande posizionamento e occupazione dello spazio in zona d'attacco. Sì, diciamo rimane nella fase di un possesso, è sempre molto accorto, non fa delle uscite avventate, quindi calca molto la metà campo, diciamo, sua, però si spinge tanto in avanti. Possiamo vedere sia la parte del centrocampo a sinistra, dove è uno spazio dove riceve tanti palloni, sia in appoggio quando l'esterno si apre, ma come abbiamo visto, diciamo, dal gol di venerdì scorso, entra anche tanto dentro l'area. E questo, diciamo, l'heatmap l'avrei voluto abbinare all'heatmap di Bastoni, no? Dell'Inter, che fa il suo stesso ruolo. Bastoni è un pochettino più spregiudicato nella parte offensiva, ma Castellini ci fa comprendere come la personalità non gli manchi, ecco.
A proposito di personalità, noi ne abbiamo una che ne ha tanta di personalità, cioè la nostra Anna, che ci va a leggere un altro messaggio, altri messaggi. Sì, Marco, perché i nostri telespettatori, sentendo appunto parlare di Castellini, sono pienamente d'accordo con ciò che hanno detto i nostri ospiti e ci scrivono: una cosa più di tutte mi ha emozionato nella partita col Trapani, vedere la reazione di Castellini dopo il rigore sbagliato. Secondo voi dove può arrivare un giocatore così quadrato? È quadrato intanto, no. Può arrivare, io l'ho detto tante volte Sì. da questi schermi, Castellini se va in Serie B ha bisogno di un piccolo periodo di adattamento alla categoria e poi la fa benissimo. Stessa cosa secondo me se dovesse andare in Serie A avrà bisogno di un piccolo periodo di adattamento alla categoria e poi la farà benissimo. Quindi è un giocatore che secondo me non può precludersi nessuna... Perché si adatta velocemente alla categoria, si adatta velocemente dove alla arriva. categoria dove arriva perché ha tutte le qualità, è ottimo in tutte le qualità ed eccelle nella testa. Ecco, Fortissimo ecco, in tutte, si riferiva a quello il forte telespettatore. in tutte le qualità, Sì. ma eccelle nella testa e quindi questa è la cosa più importante per un calciatore. Invece io vi faccio sentire cosa ha detto Toscano oggi di un altro calciatore che sta facendo bene in questa fase, che è Stoppa. Sentiamo lui e poi ne parliamo. Sì, ma io l'ho detto sempre, abbiamo due portieri di grande livello. Deciderò in base allo stato mentale, fisico, nella partita che dobbiamo andare a fare. Per esempio ho fatto la scelta di Adamonis a Torre del Greco perché il campo era piccolo, nelle palle inattive avevamo bisogno di struttura, di fisicità, chi nelle palle alte ti poteva dare più sicurezza. In base a questo farò le scelte. Quanto riguarda Stoppa lo vedo più, hai ragione, più motivato, anche più libero di esprimere le sue qualità in quella zona di campo. Io mi auguro e sono convinto che se continua su questa strada può migliorare anche lui le sue prestazioni. Allora, abbiamo sentito Toscano, parlava anche dei portieri. La scelta dei portieri abbiamo discusso tanto, Carlo, sia qui a Preview durante le telecronache con Angelo Patanè, con me. Ne discutiamo sempre spesso, non è facile fare un'alternanza dei portieri. Il Catania ce la sta facendo fino a un certo punto. Non so fino a quanto abbia mascherato un attimino la risposta vera per quanto riguarda la scelta dei portieri. Mister Toscano giustamente deve tenere degli equilibri e quindi È chiaro. mi sembra giusto che abbia risposto in questo modo. Per quanto riguarda Stoppa, devo dire, secondo me ha preso fiducia dopo la prestazione di Crotone. Perché il ragazzo ha avuto tante opportunità anche prima, non le ha sfruttate secondo me, non ha mostrato il suo vero valore. Crotone gli ha dato una bella iniezione di fiducia, adesso il ragazzo si sente protagonista e anche domenica ha fatto un'ottima gara. Ha parlato poi del ruolo, no? Forse quel ruolo lì, trequartista, da solo, dietro due punte, lo aiuta. Esatto, da solo, il discorso che ha parlato poi, la parola che mi è piaciuta tanto, no? Il discorso di libertà mentale, a parte la consapevolezza che è maggiore, ma anche libertà mentale, libertà di movimento, libertà di spazio, di spaziare. Lo vedremo successivamente. Stoppa è stato un trequartista, sì, contro il Trapani, ma l'abbiamo visto poco, diciamo, in zona centrale, si muoveva tanto, andava sull'esterno, si sostituiva alle volte a Montalto e Inglese che venivano bassi, quindi questa libertà mentale te la consente solamente la consapevolezza quando inizi a ingranare, a fare delle prestazioni importanti. Quindi sta facendo vedere un pochettino di che pasta è fatto. E vedremo se riuscirà a farlo anche domani al Partenio. Noi ci fermiamo e entriamo sempre più nel vivo, fra poco, della gara fra Avellino e Catania. Fra poco. Di nuovo in studio per la seconda parte di Preview, ci avviciniamo sempre di più, 24 ore praticamente, alla partita del Partenio fra Avellino e Catania. Ne parliamo subito, soprattutto delle condizioni dell'Avellino, come arriva la squadra irpina a questa partita, con il collega Pietro De Concilis di Radio Punto Nuovo. Ciao Pietro, buon pomeriggio. Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie per l'invito. Allora, dacci le ultime un po'. Situazione, ha parlato Biancolino, ha detto qualcosa di importante, interessante. Facci un po' il sunto della situazione. È un Biancolino
come sempre carico, ha chiesto cattiveria e convinzione maggiore rispetto anche alla trasferta di Benevento in conferenza stampa, ha anche precisato come gli sia piaciuto il secondo tempo, visto al Vigorito in cui l'Avellino si è abbassato moltissimo e ha concesso campo e anche insomma fette di terreno di gioco importanti alla squadra sannita, che poi è riuscita ad arrivare al pareggio al minuto 89. Detto questo, però, è un biancopolino che è rimasto soddisfatto anche dal lavoro settimanale, e soprattutto ha anche precisato come siano tutti a disposizione al di là ovviamente dello squalificato Alessio Tribuzzi. Ecco appunto, E quindi ci insomma spieghi... si va verso la conferma del 4-3-1-2 o anche 4-2-2-2, come ti dicevo anche privatamente, Marco. È un sistema di gioco un po' da PlayStation, però è l'Avellino che gioca davvero così, con due rifinitori alle spalle di Gori Patierno, con Gori favorito su Russo anche per via dell'assenza di Tribuzzi, perché Russo è l'unico davvero in grado, anche per cambio di passo, di cambiare le cose in corso d'opera. Appunto un modulo un po', un sistema di gioco un po' alla brasiliana, no? Scherzavo un po' su questo, Pietro, quando ci siamo sentiti in settimana. Ci spieghi un po', ci dai un po' le ultime anche sulle condizioni di Patierno, come viene utilizzato anche durante la settimana da Biancolino? È un sistema particolare che è stato perfezionato nel corso della gestione Biancolino, perché fin quando c'era Michele Pazienza alternava campo e terapie per un problema che si porta dietro dall'anno scorso, e per cui ha anche effettuato delle cure specifiche a Bologna nel corso dell'estate, addirittura anche attuando una pratica molto particolare, anche tecnologicamente avanzata. Non ha dato i frutti sperati, almeno per il momento. È un problema del tendine rotuleo del ginocchio sinistro, che lo costringe a un lavoro praticamente solitario, perché lui dal lunedì al venerdì si allena da solo tra terapie, palestre e piscina. Il sabato fa la rifinitura, ovviamente quando si gioca di domenica, con il resto della squadra. La squadra ha accettato questo tipo di lavoro a parte, anche per via chiaramente del valore del calciatore, che si è trovato di fronte un ex attaccante come Raffaele Biancolino, che probabilmente ha vissuto anche questo tipo di condizione, perché nel finale di carriera di Raffaele Biancolino anche lui aveva questo problema al tendine rotuleo del ginocchio, e quindi ha capito perfettamente la situazione, e insomma anche il valore del giocatore non si discute, e fin quando segna, ecco, l'Avellino e Raffaele Biancolino possono essere soddisfatti. È chiaro però, e questo l'ha sottolineato anche Biancolino in conferenza stampa, è oggettivo il fatto che quando non segna Patierno facciamo fatica. È vero, è proprio così, infatti è andata così nelle ultime partite dell'Avellino, nei 2 punti conquistati nelle ultime 3. Ti chiedo l'ultima, Pietro, sull'aspetto ambientale. Non ci saranno tifosi da Catania, immagino che ce ne saranno tanti lì ad Avellino, una partita importante perché nessuna delle due vuole staccarsi dal vertice della classifica. Sì, è un po' un peccato che questa partita, oltre a non avere chiaramente i tifosi del Catania, e questa è sempre un po' una sconfitta per tutti, l'abbiamo vissuto anche a Benevento nell'ultimo match, nell'ultimo derby senza tifoseria ospite, ma ci stiamo abituando purtroppo anche a questo. È vero anche che l'orario delle 15 di sabato non sta aiutando la prevendita. Saremo comunque intorno alle 7.500 unità, con una capienza attuale di 9.050 unità al Partenio Lombardi. Per motivi strutturali ormai da tempo è così, nonostante i lavori fatti negli anni scorsi, però è un popolo biancoverde che sta rispondendo presente, e credo che domani comunque ci sarà uno sprint da questo punto di vista. Poi è chiaro che il pareggio incassato a Benevento probabilmente ha smorzato leggermente l'entusiasmo, perché è chiaro che una vittoria nel derby in trasferta avrebbe cambiato un po' anche le sorti, ma soprattutto la visione della classifica e di quello che può essere il futuro, premesso che il campionato credo sia ancora molto molto aperto per l'Avellino, così come per il Catania. Grazie Pietro, io ti ringrazio, insomma in bocca al lupo per il tuo lavoro, ovviamente per il proseguo della stagione, e poi chiaramente per la partita di domani. Grazie, buon pomeriggio Pietro. Grazie a voi, buona partita, bocca al lupo. Sentire appunto che il Partenio, dove giocava giocatori di livello altissimo negli anni 80, abbia una capienza di 9.000 spettatori, perché poi tu lo vedi, insomma sembra un piccolo San Paolo, perché un po' è simile, andandoci di presenza, e veramente 9.000 spettatori sono pochissimi, al di là del fatto che ne entreranno 7.000, 8.000, ma fa un po' a pugni con l'idea dello sport, no? Sì. Il calcio è cambiato da questo punto di vista, è triste, come diceva
il giornalista di Avellino, non vedere i tifosi delle squadre avversarie riempire di colori il calcio. È cambiato tanto e da questo punto di vista mi rattristo veramente pure io. Sì, quando non vedo al Massimino i tifosi del Messino, i tifosi del Palermo. È una sconfitta, sicuramente. L'altro giorno mi è dello sembrato sport. strano quando è segnato il Trapani sentire l'esultanza. Sì, ormai perlomeno quando si gioca in casa al Massimino sembra strano appunto sentire l'esultanza dei tifosi avversari e dall'altro lato quando si è in trasferta non avvertire assolutamente l'esultanza dei tifosi del Catania in tanti campi. Andiamo a vedere un po' qualche presentazione dell'allenatore, ne abbiamo parlato tanto, dell'Avellino, cioè Biancolino, che ha fatto molto bene, soprattutto da quando è arrivato certo. in panchina, sulla panchina degli Irpini. Possiamo andare a vedere la grafica, eccolo qua, è subentrato a Pazienza, ha fatto veramente bene. Un rallentamento nelle ultime 3 partite, è vero però che i 2 pareggi li ha fatti contro avversari di un certo livello, ultimo e non ultimo il Benevento. Forse i veri punti persi sono in casa con il Taranto, anzi senza forse, sicuramente sono quelli, però c'è pronto un rinnovo fino al 2026 per lui, per il buon andamento fino ad ora della stagione. Il giocatore più rappresentativo dell'Avellino, manco a dirlo, è Cosimo Patierno, anche perché nella fase finale della sua carriera ha raccolto i frutti, i frutti delle sue qualità, segnando gol a raffica l'anno scorso, 2 anni fa, di rigore. esattamente, 3 anni fa anche con la Virtus ha sempre segnato. Credo che però questa condizione alla fine, alla lunga, lo penalizzi. Sicuramente le ultime 3 gare o 4-5 senza gol, sì, derivino da una precaria condizione fisica. Guarda, le vediamo subito. Pagherà senz'altro. Esatto. Le vediamo subito le gare dell'Avellino, che sono le ultime 5, anche per vedere lo stato di forma appunto della squadra biancoverde, che ne ha fatti 6 al Messina. Ha vinto in casa del Trapani, qui ha segnato su rigore l'ultima rete, sì, Patierno, e poi da 270 minuti l'attacco dell'Avellino non va in gol, nemmeno, non solo Patierno ma anche gli altri. 0-1 col Taranto, 0-0 a Potenza e 2-2 in casa del Benevento. Questa è la situazione in casa Avellino. Che poi c'è da dire il gol dell'Avellino contro il Trapani, il 2-1, se lo procura lui un calcio di rigore di un'esperienza incredibile, mette la zampa proprio per prendersi il rigore, quindi giocatore, lo vedremo poi dopo anche su qualche taglio video, di un'esperienza e di una personalità incredibile. 33 anni, continuare a fare tutti questi gol, allenarsi solo una volta a settimana con la squadra ed essere così al centro del gioco, ci fanno capire le qualità del singolo. Del singolo, è vero. Torniamo da Anna per altri messaggi dai nostri telespettatori. Marco, inizio subito con un messaggio super positivo da Giuseppe da Viagrande, che ci scrive: buon pomeriggio, domani ci aspettiamo 3 punti preziosissimi per scalare la classifica. E ancora, mi piacerebbe capire se Inglese, secondo i tecnici studio, preferisce giocare con una punta al proprio fianco o se invece da unico terminale offensivo. Intanto complimenti ai nostri telespettatori, anche perché insomma, unico terminale offensivo, diciamo, non è che è facile, non so nemmeno io cosa vuol dire, no, scherzo. Scherzo, ovviamente, preferisce giocare appunto lì da solo, Inglese, credo secondo che per lui Carlo, non faccia differenza. Ha fatto bene sia quando è stato messo lì da solo o con a fianco una punta. Nell'ultimo periodo magari, come diceva mister Toscano, aveva bisogno, proprio per il dispendio fisico che aveva avuto giocando più partite consecutive, di avere accanto una punta strutturata come Montalto, che a proposito devo dire che ha fatto un'ottima partita. Un'ottima partita nonostante i fischi ricevuti. Ha fatto un'ottima partita domenica contro il Trapani, ha dato una grande mano alla squadra e prima o dopo si sbloccherà. Si sbloccherà, ne parlavano prima appunto anche coloro che ci ascoltano da casa, si sbloccheranno da Andrea Montalto, speriamo insomma nel più breve tempo possibile. Torno ancora da Anna. Domanda per i nostri ospiti: salve a tutti e buon pomeriggio. È troppo presto per iniziare a ipotizzare qualche mossa di calciomercato, soprattutto per il reparto avanzato, anche perché lì davanti i numeri non sono entusiasmanti.
Sì, è presto ancora, è chiaro. Sì, è presto perché a gennaio. A gennaio se ne parla. Ma se ne parla, se ne discute. Ne ha parlato anche Faggiano. Possibilmente a da corner. qua a gennaio Montalto e D'Andrea faranno tanti faville e gol non e servirà. quindi non ci sarà bisogno. Poi ne ha parlato anche Faggiano durante corner, ha parlato ovviamente anche del monte ingaggi, della situazione economica, ovviamente relativa alle compravendite dei giocatori, per cui chiaramente i conti, come tutte le società, le deve fare anche il Catania, anche per quanto riguarda il mercato. Non si è speso sui nomi, non lo facciamo anche noi in questo momento, anche perché onestamente al momento non ce ne sono. Vi faccio vedere invece le statistiche a confronto. Ritornando alla partita fra Avellino e Catania, andiamo a vedere un po' come si differenziano le due squadre e dove sono appunto le particolarità dell'Avellino e dove invece quelle del Catania. Ermanno, vedo soprattutto appunto che la squadra dell'Avellino è una squadra che rispetto al Catania sembra, si vede da questi numeri, che giochi appunto più in verticale, anche se poi il gol del 2-1 del Catania contro il Trapani è l'esempio del giocare in verticale. Sì. No, si vede principalmente un Avellino che gioca maggiormente in verticale con i passaggi, diciamo, sia nella tre quarti avversaria sia i passaggi progressivi, che sarebbero vari passaggi che vanno in verticale, che superano delle linee di pressione avversario. Vediamo come l'Avellino sia molto verticale, quindi cerca fortemente questa giocata verticale, soprattutto sul suo vertice principale, il vertice offensivo che è Patierno, che rispetto ai due attaccanti del Catania riesce adesso a essere servito con più qualità e egli stesso qualitativamente riesce a gestire meglio quelle situazioni di appoggio verticale. La differenza anche che vediamo tra l'Avellino e il Catania è sui tiri in porta, perché l'Avellino è una squadra che calcia tanto e soprattutto cerca tanto la conclusione sia da fuori area che da dentro area, e soprattutto abbiamo detto svariate volte la qualità dei terminali offensivi dell'Avellino, e riesce spesso a trovare la porta, quindi anche su questo il mister toscano deve essere abbastanza accorto. Mentre vediamo delle similitudini tra Avellino e Catania proprio sulla ricerca dei cross, quindi invasione dell'area avversaria, spesso principalmente su cross sia da sinistra che da destra. Prima ho parlato di Liotti, ma anche dall'altra parte con Cancellotti mettono tanti cross, quindi sono più che altro i terzini che sovrapponendosi o andando in supporto mettono tanti traversoni dentro l'area. E dato che comunque vede anche il Catania in cima alla classifica, la ricerca dei tiri di testa nei 90 minuti, l'Avellino addirittura è prima, quindi aspettiamoci tante palle aeree, tanto gioco aereo, soprattutto nelle aree, nelle rispettive aree. Sì. Allora, Ermanno, prendi fiato un po', io torno da Anna per altri messaggi, perché fra poco tocca di nuovo a te. Anna. Francesco da Cosenza, Marco, ci saluta e ci scrive: buonasera a tutti, è un caso che la vittoria del Catania è coincisa con il ritorno di Betters tra i pali? E ancora chiedono il vostro parere, il parere dello studio. Sono Andrea da Catania, vorrei capire da Marco e da Breve se veramente questa squadra può andare in Serie B. Io non so se ne ha i mezzi. Bene, risponde Breve. Io non... No. Dico, è un campionato dove non c'è una battistrada che sta ammazzando il campionato, non c'è la Juve Stabile dell'anno scorso che era veramente un rullo compressore, non perdeva mai. È un campionato dove anche le prime stanno facendo fatica e hanno 3 sconfitte, il Benevento così come ce le ha il Catania, che sul campo in questo momento è dietro 6 punti, pur con tutte le difficoltà che ha avuto, tutti gli infortuni, certo, insomma, le cose che sappiamo. Quindi ecco la classifica. Ancora ci sono tante partite. Il campionato verrà deciso come sempre intorno a marzo-aprile. Ecco. Esattamente, poi se lì davanti rallentano, come è successo nelle ultime 2 giornate di campionato, avete visto, è passata una vittoria per il Catania per tornare, non dico vicino, però a ridosso rispetto serve alla continuità dei risultati e qualche filotto sicuramente di vittoria. Esattamente, come c'era stato il filotto negativo delle 5 prima del vittoria col Trapani. Ermanno, torno da te, partiamo sempre dalla fase non possesso, andiamo all'Avellino. Sì. Fase difensiva, loro sono sempre con una fase difensiva stretta, insomma molto bassa, però poi magari qualcosa lasciano agli attaccanti, o soprattutto
per gli inserimenti avversari. Sì, vediamo già subito delle clip contro il Benevento come la difesa si muove di reparto, diciamo tendono più che altro a muoversi in linea e non a marcare l'uomo. Su questo giro palla vediamo come il terzino esce alto, però la grande distanza tra il terzino che esce e il difensore centrale dentro area è molto, molto grande. Sicuramente l'avrà analizzato Toscano, ho visto prima dei lavori su Imbucata, che lascia tanto spazio. L'imbucata in questo caso del centrocampista del Benevento viene in qualche modo assorbita dal centrocampista dell'Avellino. Qui invece questo assorbimento viene fatto con i tempi errati, ed è qui che si va a creare proprio il gol del Benevento. Quindi sicuramente sarà una situazione da attenzionare e da analizzare, perché questo spazio che libera lo spazio centrale, ma soprattutto lo spazio per l'imbucata e per l'inserimento, potrebbe essere un punto a favore per gli È un Atenei. classico delle difese a 4, Ermanno, che su palla laterale il primo centrale più vicino alla palla va a protezione del primo palo e quindi non va a raddoppiare sul terzino, ma va a proteggere il punto del primo palo, e si crea questo spazio che deve essere assorbito da uno dei centrocampisti. Quindi magari non c'è un play che riesce con dinamicità subito andare a coprire quella zona che può essere assaltata da uno dei centrocampisti. Ed è proprio quello il discorso che diceva secondo me Toscano, no? Il fatto di questi spazi che si vengono a creare su delle ripartenze, perché molte volte i centrocampisti, che può essere Palmiero o De Cristoforo, fanno fatica ad assorbire. Sì. E vediamo nella seconda parte della clip, si vede che diciamo quel movimento sull'inserimento lo doveva assorbire Gori addirittura, quindi alle volte fanno fatica proprio a rientrare, perché forse non ce l'hanno nelle corde. Quindi questo potrebbe essere, diciamo, una caratteristica da attenzionare. Come si comportano invece sulle marcature? Sulle marcature, quando diciamo, la squadra avversaria costruisce o diciamo, sta costruendo con dinamicità e sicurezza nella tre quarti avversaria, si piazzano molto bassi. L'abbiamo visto all'inizio con l'identità del Catania iniziale, quindi stare molto bassi con delle linee vicine per permettere solamente Possiamo il tiro andare a da vedere fuori. anche la seconda clip che appunto spiega meglio questa Esatto, qui del Trapani che stava muovendo la palla, stava muovendo molto bene. Si sono piazzati qui con una difesa prima a 5 e a 3 col centrocampo, e permettono solamente il tiro da fuori, non permettono, diciamo, le imbucate centrali. Anche qui vediamo una marcatura, esce il terzino, marcatura molto stretta a protezione della porta, e qui però vediamo, diciamo, quelli che sono anche un po' gli errori individuali, no? Ricci che si scorda sia di marcare che di seguire la linea e lascia pericolosamente in gioco l'attaccante Campano. Andiamo invece alla fase di possesso, partendo dai piazzati, situazione su cui il Catania ha sofferto soprattutto in alcune delle ultime partite. Catania che sta soffrendo i calci piazzati e soprattutto che non riesce a sfruttarli. Qui vediamo come l'Avellino si comporta in maniera diversa a seconda se l'avversario marchia uomo o a zona. Qui effettua proprio uno schema chiamato un trenino sulla ricerca quasi della linea dell'area di rigore, questo trenino che libera, che occupa la zona del primo palo e lascia libero di saltare in questo caso il difensore dell'Avellino, perché segna un difensore che diciamo salta quasi indisturbato e colpisce bene il pallone. Gol di Frascatore. Sì, perché qui diciamo la difesa fa fatica, se marca zona, a risalire con velocità, quindi poi lui è bravissimo a colpire con un terzo tempo fantastico quella palla e da quasi 16 metri a incornarla e dargli Invece quella con forza. Trapani e Messina, lo vediamo nella clip successiva, Su marcature a uomo ecco, c'è una situazione diversa. Cambia sì, perché spesso piazzano, qui vediamo col Trapani, spesso piazzano Patierno sul primo palo per bloccare proprio l'uscita e quella zona lì, l'uscita del portiere, e bloccare e dare fastidio al difensore, e soprattutto la cosa che ricercano è molto questo secondo palo, dove creano o un 1 contro 1, un 2 contro 2, come possiamo vedere anche qui col Messina, e creano spesso o un tiro in porta oppure un passaggio, una torre. In questo caso mi sembra che c'è una torre. Qua c'è una torre sull'inserimento invece dei giocatori sul primo palo, che in questo caso non vengono marcati perché il difensore ruota la testa e guarda solo la palla, il spazio libero per gli attaccanti dell'Avellino dentro area, e il Catania proprio utilizza la marcatura uomo nei calci piazzati. Per cui questa clip qui c'è particolarmente utile insomma, per capire un po' come l'Avellino si muoverà domani sui calci piazzati, sui calci d'angolo in particolare. Gioco in verticale, l'abbiamo detto prima,
le altre due clip che vediamo, soprattutto la capacità appunto di inserirsi. Sì, la capacità di inserirsi e soprattutto di in qualche modo occupare bene lo spazio diciamo centrale. Qui vediamo ottimamente a Potenza un'imbucata su un movimento fantastico di Russo, che fa un fuorilinea incredibile. Qui sempre a Potenza questa giocata in verticale con questo tre quarti che si fa trovare tra le linee di centrocampo e le linee di difesa, e poi ottimo il movimento dell'attaccante, anche qui un piccolo fuorilinea e imbucata centrale, quindi è una costante che ricercano spesso. E poi riempire l'area, no? Sì, forse c'era un'altra piccola clip, anche ecco, qui non la ricercano solo, l'imbucata non la ricercano solo nella tre quarti, ma anche da giocate dirette del difensore centrale, e qui vediamo proprio la salita, come ho detto prima, il supporto dei terzini. Qua vediamo Liotti e poi l'invasione centrale dei tanti uomini all'interno dell'area, che quindi, avendo tanti uomini davanti, avrai pochi uomini dietro. È un po' quello che diceva Toscano, esatto, no? È esatto, quello il esatto. momento in cui il Catania deve approfittare. Vediamo l'ultima, che un po' racconta in modo ancora più esteso quest'ultimo concetto. Sì, sull'occupazione, diciamo, dello spazio. Vediamo qui sempre a Potenza come tanti uomini attaccano l'area di rigore su cross, un cross costante che abbiamo detto, che abbiamo visto nei dati, come attaccano tanto l'area di rigore, e poi come la possono attaccare sia su cross diciamo laterale, sia su palla a imbucare centrale. Qua sempre smarcamento tra le linee e cross che viene da una zona un pochettino più bassa, e ottimo movimento di Vano che attacca l'area di rigore. Allora, altra pausa sotto l'aspetto dell'angolo tattico, torniamo fra poco col Catania. Io ritorno invece da Anna per altri messaggi, così ci facciamo coinvolgere un po' io e Carlo, sempre che ci siano domande. Sì, A quelle difficili risponde Carlo Brera. Ci scrivono: domani speriamo di ottenere un'altra importante vittoria contro l'Avellino. Forza Catania. Passiamo subito a una domanda. Buon pomeriggio, domanda rivolta a tutto lo studio. Se una prova non fa un indizio, più indizi fanno una prova. E vedendo il continuo problema infortunati, è chiaro che ci sia un problema palese con lo staff medico. Che ne pensate? Ecco, allora, risponde tutto lo studio. In coro? Vai Carlo. No, è vero, in effetti è una situazione che un po' fa riflettere, perché è vero che ci sono infortuni di un certo tipo di gioco, chiaramente ci sono infortuni poi di altra natura. Le riprese così lunghe di De Rose, sicuramente c'è chi è deputato a controllare. Fra parentesi, noi non vediamo. Ieri è stato un allenamento a porte aperte. Esatto, non vediamo gli allenamenti. Il precedente era stato un mese e mezzo fa. Non sappiamo cosa succede negli spogliatoi, e quindi nelle sale mediche non possiamo permetterci di giudicare, non è giusto. È giusto, sei opinionista, devi rispondere anche alle domande di natura. Ma mi ha chiesto di rispondere tutto lo studio. Ma infatti io e Ermanno stiamo facendo il coro. Anche no, vabbè, a parte gli scherzi, è vero così. Che la situazione chiaramente. Certo, è vero che sono tanti, indubbiamente sono tanti. Sì. Su questo I fatti dicono che sono tanti, e qualcuno sta tardando a riprendere, insomma, la condizione, sicuramente e rientri. Per paura anche di ricadute, perché si è visto come qualche giocatore che è rientrato poi dopo una settimana è dovuto ritornare ai box, quindi Lunetta, per esempio. Esattamente, e mi riferivo proprio a lui. Però il discorso non è tanto dello staff medico quanto dello staff in generale, perché c'è anche la parte, diciamo, atletica, riabilitativa, fisica, di riatletizzazione e rieducazione, che deve essere controllata. Sicuramente fa tanto anche il fatto di allenarsi in delle superfici differenti. Terra, una volta vai a giocare in campo in erba vera, poi in sintetico, quindi l'alternanza di questi terreni di gioco, di questo manto di gioco, potrebbe essere un fattore tra gli altri che genera delle difficoltà, ma chiaramente, insomma, poi lo dovremmo domandare meglio appunto a protagonisti dello staff rossazzurro. Torno da te, Ermanno, per parlare dell'angolo tattico del Catania, partendo come sempre dall'aspetto della fase in non possesso. Linea difensiva rossazzurra, abbiamo parlato della linea difensiva dell'Avellino, anche in questo caso parliamo di una linea difensiva comunque attenta, certe volte con un centrocampo che, soprattutto quando mancano quei due lì, dovrebbe dare una mano in più.
Ovviamente le clip che abbiamo tagliato stiamo parlando dei minuti finali, diciamo, Certo. del match contro il Trapani, quindi c'è anche da comprendere un dispendio energetico molto grande di Verna in questo caso. Diciamo una situazione simile a quella dell'Avellino, quindi l'uscita dell'esterno e gli altri che rimangono dentro. Qua un grandissimo pericolo su questa imbucata che non viene ben letta in anticipo da Verna. salvataggio di Qui Raimo. c'è il doppio salvataggio di Raimo, però anche lì l'atteggiamento difensivo, la voglia Sì. di non prendere gol, la voglia di difendere la porta a tutti i costi con le unghie e con i denti, è quello proprio l'atteggiamento di cui parla Toscana. Nell'altra che ci fai vedere, che vogliamo commentare anche insieme a Carlo, c'è la difesa che scappa, no? Sì. Segue il pallone, segue il sì. giocatore, però bisogna poi stare attenti a chi arriva da dietro. Difesa no? che Rimorchio. scappa benissimo, occupa bene lo spazio, chiude bene diciamo, la zona della porta, però anche qui manca quell'altro interno, perché Verna fa parte, si è schiacciato nella linea dei 4, manca l'altro interno che è Jimenez, che sicuramente avrà dato tanto in una ripartenza, avrà spinto tanto, Ovviamente. e quindi si creano questi spazi centrali che in questa categoria soprattutto sono da non concedere. Eh sì, la transizione negativa in cui magari i centrocampisti del Catania di questo momento fanno fatica ad attuare nella giusta maniera. È chiaro, hanno caratteristiche hanno diverse. caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle. Verna e Jimenez non sono di Tacchio Sturaro. Assolutamente In positivo e in negativo è normale. Questo è normale che sia così, ognuno ha le proprie caratteristiche. Pressione alta invece sulla costruzione Sì. delle squadre avversarie. Questa è una componente che abbiamo visto nella parte Sì. iniziale del campionato e che stiamo ritrovando. L'abbiamo visto nella parte iniziale del campionato, un po' persa nelle ultime partite, l'abbiamo vista anche a Torre Annunziata, dove il Catania Sì. aveva fatto gol con Anastasio, poi annullato. Vediamo come fa una pressione molto alta e indirizzata, lasciando un uomo libero nella parte in questo caso sinistra, Certo. quindi c'è diciamo una pressione a uomo nella zona, tutti gli appoggi chiusi, Stoppa che è il giocatore, l'uomo in più in questa fase di aggressione alta, e poi si trova una conclusione, quindi questa potrebbe essere una componente Che gran parata, con un Avellino che Si vede che è stata preparata questa situazione. sì, ma vediamo proprio come tutti gli appoggi, Montalto, Carpani, così come ho sbagliato, era Jimenez, così come Verna, così non si vede basso a destra, c'era Anastasio, molto alti, chiudono proprio tutti gli appoggi. Ma è bello il taglio, cioè nella fase di non possesso di Inglese, Esatto. che toglie la linea di passaggio Esatto. verso Esatto. l'esterno. Lo e fa quindi- apposta, no? È una pressione esatto, alta e indirizzata, perché lui deve guardare solamente dentro. Si vede Dentro che è sa stata- che ci sono. è stata provata, e Assolutamente. quindi fatta molto assolutamente. bene. Molto, Fatta molto veramente bene. molto bene, si vede proprio da questa parte della clip, si capisce come sono Sì. praticamente agganciati, uomo su uomo, come si dice in questo caso, sulla pressione alta. Smarcamenti tra le linee, altra caratteristica, no, che abbiamo notato dell'Avellino e che un po' notiamo anche nel Catania, magari in modo diverso, Sì, chiaramente. con l'utilizzo del tre quarti o dei tre quarti, Esatto. come abbiamo visto a inizio anno, vediamo come il tre quarti si deve far trovare tra le linee, perché deve galleggiare tra la linea di centrocampo e di difesa, e qui poi vediamo una giocata fantastica sontuosa. di Stoppa, che ho cercato di prendere il momento in cui guarda le spalle, ma secondo me non ha mai guardato, quindi ha fatto una giocata a memoria, e questa ci fa comprendere come, diciamo, la squadra si sta iniziando a comprendere. Un conto poi è pensarla, una e cosa ad ascoltare quasi senza guardarsi. Un conto è pensarla, un conto è farla, poi Sì. con questa precisione, perché Ma veramente. poi come ruoti col corpo, Esatto. sei quasi piantato in maniera piatta dalle spalle alla porta, e poi ti giri con una facilità incredibile. A proposito di Stoppa, hai messo appunto il faro su Stoppa, abbiamo parlato della lente di ingrandimento Su di Castellini, però Sì. anche Stoppa è stato uno dei più bravi nella partita contro il Trapani, e in queste ultime due clip hai individuato altre Sì, caratteristiche. perché sue. come ho detto all'inizio, quando parlavamo di Stoppa, ha spostato in qualche modo gli equilibri anche difensivi del Trapani e offensivi del Catania, spostandosi in continuazione. Vediamo qui attacco della palla in zona esterna, quindi un tre quarti che si apre tanto per attaccare lo spazio. Qui sicuramente poteva fare di più. L'unica cosa che ho voluto attenzionare, guardiamo chi c'è accanto a Stoppa, Jimenez. Da interno di centrocampo si è sostituito praticamente a Montalto. Questo ci fa comprendere, come ho detto prima, la duttilità del giocatore. Andiamo a vedere la successiva, Sì, sempre molto legata simile, proprio molto simile. al numero 21 del Catania. Sì, molto simile, dove vediamo anche qui Stoppa che prende palla e cerca un 1 contro 1 in zona esterna, e riceve, lo punta, poi fortunoso nel vincere il duello, ma qui vediamo
Altro inserimento da parte di chi? Sempre di Giménez, non di Montalto o di una punta, ma di Giménez che attacca benissimo lo spazio, e poi invasione dell'area con Raimo e Inglese. Qui anche. E con Raimo, vabbè, che succede, insomma, di sbagliare un gol, soprattutto poi quando se ne salva un altro dall'altra parte, come ha fatto Raimo. Visto che stavamo vedendo la partita con il Trapani, vi ricordo che per la partita di Coppa Italia fra Catania e Trapani ci sarà diretta stadio, per cui seguiremo la partita, per cui live in chiaro la partita con l'Avellino, di campionato, diretta stadio quella col Trapani di martedì in Coppa Italia, sempre su Telecolor, insomma, tanto per darvi l'idea anche della nostra programmazione. Ci fermiamo qui, fra poco andiamo a parlare di Messina e di Trapani e poi delle probabili formazioni al Partenio, fra poco. Ben ritrovati, è il momento che tutti aspettano all'interno di Preview, scoprire da dove Francesco Triolo farà il collegamento per informarci sulle ultime da Messina. Vediamo se riusciamo a perfezionare il collegamento con Ciccio, se è già collegato con noi, forse sì, forse no, forse sì, vediamo un po', sì, credo di sì. Ciccio, ci senti? Eccolo qua. Sì, buongiorno. Ma oggi poco bucolica, diciamo la verità, insomma, non è oggi che... molto pratica. Dal condominio sotto casa. Grande Francesco. Senti, no, anche perché non è che sei sotto casa sciotto, perché sta chiudendo la cessione del Messina, non è che sei sotto casa sua, no. A 1 chilometro. Ah, hai visto? L'avevo capito. Ti sento male Ciccio, dimmi se puoi darci le ultime, se no ci spostiamo e ritorno da te fra poco. Ritorno da te fra poco, allora vado da Anna per leggere qualche messaggio e poi torno da Francesco Triolo. Ciao, ho sentito Faggiano l'altra sera a Corner. Secondo me la sua figura è determinante e le difficoltà precedenti al derby col Trapani lo dimostrano. Ancora passo a una domanda, perché prima abbiamo parlato di Giménez e quindi ci scrivono: buon pomeriggio, sarebbe azzardato dire che Giménez, crescendo di livello, potrebbe diventare il nuovo Barrientos del Catania? Saluti, Sergio. Nuovo Barrientos del Catania? Le caratteristiche sono sicuramente quelle, forse più tre quarti, più giocoliere Barrientos, tre quarti proprio secco, non avrebbe, credo, potuto interpretare questo ruolo di Giménez. Questo ruolo esatto, dei due davanti. Facciamolo un attimino crescere e gli auguriamo soprattutto di arrivare la Serie A, dove ha giocato Barrientos. Questa è la cosa più importante di tutte. Allora, c'era vento a Messina, ho capito. Voglio capire invece se in macchina non credo che ci sia vento, vero? Adesso siamo più tranquilli. Perfetto, allora vedi, tanto insomma non è che la location era stratosferica, per cui anche dall'automobile va bene. Senti, parlaci un po'. Perché stiamo entrando nel periodo invernale, no? Quindi esatto. deve esserci freddo. Esatto, parlaci un po' di questa cessione quasi definita, possiamo dire, del Messina, o meglio usare... Marco, ecco appunto, meglio usare... Utilizziamo i termini corretti. Esatto. È stato firmato un preliminare. Sì. Come Sciotto già ne aveva firmato in passato. Okay. Allora, un preliminare è un accordo che si basa poi sul rispetto di alcune condizioni da attuare nei prossimi giorni, a scadenze precisate da questo accordo che è stato firmato nello studio di un notaio del centro città. L'80% dovrebbe andare a questa società di intermediazione con sede in Lussemburgo, il 20% rimanere alla famiglia Sciotto. Questa società ha già acquisito una squadra in Belgio, in seconda divisione, che però, andando a dare un'occhiata sui siti belgi di informazione, già si capisce che è in cattive acque, a 3 punti di penalizzazione, ultimamente non ha pagato gli stipendi, rischia altri 3 punti di penalizzazione, i giocatori hanno fatto già richiesta di risoluzione alla federazione. Questa è la situazione. Quello di Messina è un altro tassello di questa società che sta cercando di investire anche in terza divisione francese piuttosto che in Spagna. Cosa succederà? Lo sapremo a breve. Intanto la notizia è che questa società
con il Messina ha fatto questo preliminare. Per il resto possiamo discutere di tutto, tranne che di cessione fatta e annunciata. Cerchiamo di essere anche concreti nelle... Ma infatti io ti ho fatto la battuta apposta proprio perché immaginavo la tua risposta, anche perché voi a Messina ne avete vissute di presunte cessioni e dunque quando si dice il condizionale d'obbligo meglio dirlo 3 volte in questa occasione. Invece di certo il Messina è atteso da una partita importante domenica. Come ci arriva Ciccio e con quale situazione anche all'interno dello spogliatoio? Ma la Modica ha cercato di isolare la squadra da tutto in questa settimana. È chiaro che la partita col Sorrento diventa fondamentale perché comunque il Messina affronterà da qui alla sosta natalizia tutte le formazioni che sono implicate comunque nella zona bassa della classifica, a prescindere adesso dalle penalizzazioni che ci sono state per Turris e Taranto, che un po' tra virgolette facilitano il compito dei giallorossi. Però è chiaro che bisogna dare sostanza al gioco espresso, perché se il gioco espresso è quello del secondo tempo della partita di Bari contro l'Altamura, il Messina ha raccolto poco, ma se il gioco espresso è quello del primo tempo, allora bisogna cercare di alzare un poco il ritmo, con tutte le recriminazioni del caso, come per esempio il gol che abbiamo visto in questo momento con Garofalo per terra. Come ci arriva il Messina? Intanto ci arriva con il rientro di Frisenna. La partita di Bari ha dato 2 indicazioni, a mio avviso. Quella che Luciani e Petrucci in questo momento non sono 2 giocatori che possono fare al caso del sistema di gioco di Modica dall'inizio della partita. Petrucci per un motivo, problemi fisici, Luciani per un altro, di adattamento magari di condizione o al modulo, però il Messina ha trovato in Anatriello quello che può essere il terminale offensivo ideale per come gioca il Messina di Modica. Detto questo, c'è tutta la formazione da costruire. Se possiamo far vedere in grafica la squadra che potrebbe scendere in campo contro il Sorrento, ci rendiamo conto che Salvo potrebbe tornare a giocare a destra, vista anche la squalifica di Lia, che è stato espulso al San Nicola. Poi si va verso la conferma di Manetta, Marino e Ortisi sulla linea difensiva. A centrocampo Frisenna, Anselmo, Garofalo lo mettiamo come tridente, ma c'è un'ipotesi diversa, quella che Pedicillo possa arretrare, Frisenna faccia il regista, Anselmo vada in panchina e in attacco giochi Blu Mamona. Questa è l'unica possibilità che ci potrebbe essere al momento. È chiaro che c'è ancora l'allenamento di domani per decidere un po' com'è la situazione, però in linea di massima dovrebbe essere questa la formazione. Ciccio, grazie, buon pomeriggio. Tieni d'occhio Anche tutta a voi, buon lavoro. la situazione sotto Casa Sciotto, facci sapere ovviamente nelle edizioni dei telegiornali. Ciao Ciccio, buon pomeriggio. Buona giornata a buon tutti, pomeriggio a te. Da Francesco Triolo a Franco Cammarasana a Trapani, perché Franco, il Trapani invece è atteso dalla partita domani come il Catania, una partita importante per la classifica dei trapanesi subito dopo la sconfitta del derby. Ciao Franco, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio anche a voi. Una partita importante, ma proprio stamani Sasaronica, il tecnico Granata, ha detto che saranno decisive le prossime 5 partite che attendono il Trapani, al di là della gara di Coppa Italia col Catania, le 5 partite del campionato che dividono Franco, scusami, il Trapani dalle ferie natalizie. Partite importanti contro Latina, Altamura, Benevento, Casertana e Foggia. Allora, interrompiamo un attimo il collegamento con Franco Cammarasana, ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo con lui subito dopo la pubblicità per perfezionare il collegamento, perché lo sentivamo ma non lo vedevamo. Insomma, è importante anche vedere la location di Cammarasana, se mai ci riusciremo. A fra poco. Di nuovo in studio, ultima parte della nostra preview. Come si diceva, Carlo Ermanno un tempo, no? Riprova, ritenta, sarai più fortunato. Noi riproviamo con il nostro Franco Cammarasana, che vedo collegato, eccolo qua, ve lo vedo collegato da Trapani. Questa volta sì, e ti vedo pure, cosa eccezionale veramente con i sistemi moderni. Grazie Franco, torno da te. Allora, partita di domani, importante per il Trapani.
Dicevo partita importante, ma addirittura il tecnico Sasaronica stamattina ha dichiarato che saranno determinante per il Trapani le prossime 5 partite, al di là della gara di Coppa Italia con il Catania della prossima settimana. Mi riferisco alle gare con Latina, Altamura, Benevento, Casertana e Foggia. Indubbiamente importantissima la gara di domani alle 15 al provinciale contro il Latina, allenato da un allenatore che a Trapani ha fatto la storia come Roberto Boscaglia, ha allenato il Trapani dal 2009 al 2015 e protagonista della prima storica promozione del Trapani in Serie B nella stagione 2012-2013. Per quanto riguarda, addirittura sono 235 le panchine di Boscaglia come allenatore del Trapani. Per quanto riguarda la gara di domani, è probabile che Aronica adotti sempre lo stesso modulo, almeno per adesso, il 4-3-1-2, però gli mancheranno 4 giocatori. Peraltro gli è venuto meno in settimana anche Celiento, mancheranno quindi 2 attaccanti come Udò e Zuppel e poi 2 difensori, Celiento e Balietti. Per cui molto probabilmente a destra giocherà Ciotti, con Benedetti spostato a sinistra, con Sabatino che in assenza di Celiento affiancherà Silvestri come difensore centrale. A centrocampo molto probabilmente i 3 saranno Caric, Crimi e Carriero, dietro le punte Bifulco e come punte Lescano e Fall, visto che Udò si è infortunato. C'è anche Spini, ma probabilmente dal primo minuto partirà Fall a fianco di Lescano. Assai improbabile, io direi quasi da escludere l'impiego sin dal primo minuto dell'ultimo arrivato di Malomo, che probabilmente invece sarà impiegato all'inizio nella gara con il Catania in Coppa Italia. A proposito di calciomercato, non è fermo il Trapani, perché già lo stesso presidente ha detto che cambierà almeno 4-5 giocatori nella sessione autunnale. Trapani ha messo gli occhi su un attaccante, su Enrico Baldini, che ha fatto bene nel Cittadella, ma vuole, prima di sottoporgli la firma del contratto, vuole vedere bene, perché questo ragazzo, sebbene dalle indiscutibili doti tecniche, in passato ha avuto qualche problema fisico, per cui il Trapani non vuole ricadere in determinati errori, per cui prima di metterlo sotto contratto vorrà verificare quali sono realmente le sue attuali condizioni fisiche. Per il resto c'è poco da dire, ancora non sappiamo quali l'elenco dei convocati, perché il Trapani in questo momento si sta allenando, lo sapremo stasera, ma a occhio e croce la formazione dovrebbe essere quella che vi ho detto poco fa. Franco, grazie, buon pomeriggio a te. Alla prossima. Altrettanto voi, ciao. Alla prossima settimana. Noi facciamo una piccola pausa con il calcio, per parlare però di calcio 5 campionato per la Meta Catania. Oggi c'è la partita con il Benevento di campionato, 20:30, ingresso libero al Pala Catania, che fa da preludio alla Champions League. L'Elite Round si giocherà a partire dalla prossima settimana. Sentiamo il capitano Carmelo Musumeci. Ritorniamo qui al Pala Catania e quindi dobbiamo assolutamente centrare la vittoria. Non sarà semplice come del resto tutte le gare, però abbiamo l'obiettivo chiaro in testa. Tutte le squadre competono e quindi è un campionato molto equilibrato e molto forte. Appunto dobbiamo stare attenti a ogni partita, perché dietro ogni partita si nascondono delle insidie, e anche squadre come il Benevento, che in questo momento sta passando un periodo di difficoltà, può metterti in difficoltà se non entri con la testa giusta in campo. Noi dobbiamo pensare, andando a questa gara, la nostra filosofia è stata sempre questa, gara dopo gara, e quindi il nostro cammino dice adesso Benevento. Domani affronteremo una squadra, appunto, come ti ho detto, molto con fame, perché comunque sta passando questo periodo di difficoltà, ma stessa cosa noi in casa dobbiamo ritornare alla vittoria, e quindi prima Benevento, poi penseremo alla Champions.
Esatto, proprio così, prima il Benevento, poi la Champions per la Meta Catania di calcio a 5, andiamo a vedere, torniamo al Partenio virtualmente dove saremo appunto in diretta con Telecolor a partire dalle 2 di domani per la probabile dell'Avellino. Abbiamo sentito anche il collega poco fa, andiamo a vedere quella che è la probabile formazione della squadra di Biancolino, che noi abbiamo schierato con un 4-3-1-2, ma l'abbiamo detto può essere un 4-2-2-2 se spostate Sounas insieme ad Ausilio alle spalle di Gori e Paternio, anche più equilibrata, Carlo, no? in questo modo sì, probabilmente. Anche se ci potrebbe essere sicuramente la sorpresa Russo per Gori, che nell'ultimo periodo non sta attraversando un grande momento di forma quest'anno. È il ballottaggio lì davanti. Ha fatto veramente bene il ragazzo, quest'anno ha le polveri bagnate, quindi potrebbe giocare Russo e potrebbe essere un 4-3 con Russo. Andiamo al Catania, probabile del Catania con le assenze di cui abbiamo parlato durante tutta la trasmissione, e dunque questa è la formazione probabile con Quaini che potrebbe tornare lì in difesa anche perché non c'è alternativa fondamentalmente con la situazione nuova di Gega, perché se Anastasio venisse spostato come terzo come braccetto poi bisognerebbe trovare qualcuno che giochi al suo posto sull'esterno di sinistra dei 4 a centrocampo. Lì davanti Stoppa e Inglese sembrerebbero diciamo certi, l'altro dipende, potrebbe essere D'Andrea, potrebbe essere Montalto, potrebbe essere magari anche Carpani se si decidesse di giocare con il 3-4-2-1 con Inglese unica punta. Questo il Catania. Per quanto riguarda invece gli arbitri, andiamo a vedere subito quella che è la composizione della quaterna ormai arbitrale, con Zanotti di Rimini che è il direttore di gara e poi i due assistenti Boggiani e Laghezza, e Di Francesco che invece è il quarto ufficiale. Bene, noi siamo praticamente in conclusione della nostra puntata, abbiamo detto tutto. Buon viaggio Carlo Breve. C'ho l'aereo proprio no, c'è anche l'elicottero. C'è anche l'elicottero che tipo... No, sto scherzando ovviamente. Siamo pronti. Siamo pronti per la diretta di domani, ore 14, su Telecolor, 4 ore live, fino poi alle interviste con i protagonisti. Carlo Breve, grazie. Grazie buon lavoro. Marco, sempre un onore. Buona serata a tutti. Grazie a te Ermanno. Noi ci ritroviamo, Ermanno Florio, ci ritroviamo venerdì prossimo. Sì. Ciao, grazie, buon Marco. Weekend. Grazie pure a te. E buon weekend anche alla nostra Anna. Ciao Anna. Ciao Marco, buon weekend anche a te, grazie sempre, noi ci vediamo venerdì prossimo. Appuntamento anche con te venerdì prossimo, dicevamo, l'abbiamo detto più volte, domani dunque alle 14 diretta in chiaro di Catania, di Avellino Catania, e poi per quanto riguarda lunedì invece classici appuntamenti, anteprima corner e corner. Noi invece torniamo come sempre venerdì prossimo. Ciao!